Ok, ok, ci siamo. Dani, Perché qui è buonasera. scritta lì live, capito Ci Aida? Noi siamo, ci dobbiamo siamo. aspettare la Ho imparato, ci siamo live da 8 secondi. Dani, 9. buonasera, buonasera a tutti gli amici di Perché Parché, si può dire? Ok, No, iniziamo. sì. Anche i nemici, Anche i nemici, soprattutto i nemici. Allora, abbiamo un po' rotto il ghiaccio della prima puntata, quindi già siamo più sciolti, quindi questa cosa mi piace molto. Allora, io direi di partire un po' con un piccolo excursus sugli ospiti, perché questi due ospiti sono stati, diciamo, io l'artiglieria pesante la volevo cacciare più in là, però è arrivata la partita perfetta, perché una è brasiliana, una è italiana, entrambe legate alla nazionale, quindi penso che questo sia il momento esatto appunto per tirarle in causa. La prima è Sely Gaiardo, allenatrice della Roma. e Ciao lei è quella Sely, italiana, perché Gaiardo a Roma vuol dire proprio perfetto, cioè, capito? E l'altra ed è è italiana Domenicao, pure con il livello di italiano che lei ha, italiano da esatto. tempo. Ciao Buonasera, Sely, benvenuta. Ciao E grazie. Sara. l'altra è Giulia Domenichetti, che tra l'altro è l'allenatrice del Falconara e la campione in carica d'Italia. Quindi questo lo devo dire io, lo so che tocca a me dirlo, però lo dico. Giulia, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. E niente, allora siamo alla seconda puntata, grazie di aver accettato questo invito e dicevo prima che avere voi due, ecco, in una trasmissione anche abbastanza nuova come progetto è veramente un onore, quindi vi ringrazio sia proprio a livello di futsal ma sia a livello di amicizia che ci lega, che quello ne parleremo abbondantemente. Allora, quindi direi di iniziare Dani con la nostra sigla, ok? Si può Siamo stare? sicuri, Aida, di Così questa cosa? Perché vediamo la faccia di Sely e di Giulia mentre ascoltano questa simpatica sigla. allora aspetta, volete prendere una bacinella? È solo una trasmissione, è un'avventura, una scivolata epica verso la verità. Benvenuti, perché la domanda che nessuno aveva chiesto, il programma che tutti stavano aspettando. Bene, bene, Allora, questa un era voto Giulia e Sally. Ci date un voto a questa scritta da Mogol, ricordo innanzitutto solo per noi. Un voto. sì, è simpatico. 9. 9. Sempre il tuo 9. Un numero, po' non sbagli milionario, mai. ma va bene per essere il perché parquet, come seconda puntata. Ci sta, ci sta. Marquette. Ma Giulia, tu adesso se vuoi te ne serve puoi andare, Cioè, lo capiremmo. io. Io lo capisco, cioè se tu ti alzi e te ne No, vai, io lo capisco. pensavo serve affiancare una sigla video col jingle Ci musicale. stiamo Quello lavorando. ci dovremmo pensare, magari È tutta un'altra cosa, capito? Fa con un altro l'intelligenza effetto. artificiale io e Mennini che muoviamo la bocca, va bene. Esatto, esatto. Ci sta. Allora, iniziamo in questo speciale mondiale e io e Daniele abbiamo scelto di partire questa sera con voi da un'immagine perché tutti noi abbiamo i social ed è un'immagine tra tutte le foto belle, bellissime che stanno circolando, una a me è rimasta particolarmente impressa ed è della squadra avversaria che affronteremo mercoledì, però fondamentalmente in campo siamo avversari ma fuori no. Per me questa foto è molto 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 significativa, anzi ringrazio anche la regia per aver accorpato queste due immagini. Ragazze, che cosa pensate voi di questa foto? Secondo me racchiude tantissimo questa foto. C'è due giocatrici che sono, diciamo, due pilastri, due colonne del nostro movimento che si emozionano alla prima partita mondiale. Giulia, vai tu, ti vedo. Ma onestamente mi sono un po' emozionata anch'io all'inno iniziale perché comunque è un traguardo. Io ho giocato con la nazionale poi insieme a te, Aida, in altri tempi e penso che essere protagonista di un momento storico così importante appunto non abbia, sia indescrivibile, proprio perché appunto si è sentita l'emozione eh, ad esserne testimoni, soltanto testimoni esterni. Penso che qua in Italia eravamo gli addetti ai lavori, giocatrici, allenatori, eccetera, eravamo tutti collegati per questo evento. Cioè, si sente proprio l'importanza si
si percepisce e si sente comunque a distanza, quindi vedere due atlete di quel calibro lì, oltretutto con quell'esperienza lì, emozionarsi è bellissimo, però comprensibile. Miss? No, alla fine è una sensazione di è accaduto davvero, perché io penso che noi, chi ha vissuto il calcio a 5 femminile, neanche quando è uscito sul sito della FIFA che nel 2025 ci sarebbe stato il mondiale ufficiale, manco lì eravamo sicuri se veramente sarebbe accaduto, e quindi è successo davvero, ce l'ho fatta giocare perché magari Tati specialmente penserà non so se sarà il primo, forse sarà l'ultimo, e quindi ce l'ho fatta io a vivere questa cosa che veramente chi ha vissuto, magari io quando ho iniziato avevo il sogno di un futsal olimpico, poi già le Olimpiadi allora ormai sono rimasti indietro, che abbiamo iniziato almeno col mondiale, già tanta roba, è veramente emozionante, e per fortuna riesco a viverlo da allenatrice, perché da giocatrice purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ma almeno di riuscire a vedere, spero che sia solo il primo passo. Beh sì, pure io ho l'idea un po', ecco perché abbiamo scelto proprio questa immagine, perché appunto vedere pure giocatrici, cioè, di un certo calibro, ma anche di una certa esperienza, non sto dicendo in alto con l'età, ma di una certa esperienza, penso che sia, cioè un premio, ecco, un premio pure a tutti i sacrifici, anche le ragazze del Brasile che io l'ho avuto come compagne di squadra da tantissimi anni, quindi è come se stessero ripagando appunto pure questi sacrifici, distanti dalla famiglia, distanti dagli affetti, quindi è stato, cioè proprio la parola è emozione, ecco Dani, non so che altra parola affiancare a quell'immagine, è stato per me molto 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 toccante, cioè io mi sono emozionata, la stavo seguendo in macchina, veramente mi sono emozionata. Ma sai, dietro quelle lacrime ci sono, cioè, Tati ora penso che faccia 39 anni ora a breve, no? Ci sono 39 anni dietro, capito? Una lacrima è così, ma in quella lacrima c'è 39 anni di vita dati a se stessa, ma per fortuna anche a noi, anche a voi avversari e compagne, perché vedere Tati penso che insomma, è stato un qualcosa e lo è ancora. Quindi in quelle lacrime così piccole c'è un mondo dietro che ha rappresentato non solo Tati, quelle lacrime hanno rappresentato tutto quello per cui voi, io veramente da testimone, abbiamo vissuto in questi anni. Quindi in quelle piccole lacrime c'è veramente un pianeta in cui ne facciamo parte ormai tutti, e gli sforzi, i sacrifici, le cose che abbiamo dovuto mandare giù, ancora che leggo io sopravvalutate le femmine, io impazzisco, e c'è quello, capito? E c'è un mondo là dietro che sono contento che ne possiamo parlare con Giulia e Seli, che sono altrettanto grandi, ed è quella la forza di quelle lacrime lì, cioè è tutta la strada che abbiamo fatto tutti insieme e che voi ne avete fatta molta di più, è quello che c'è dietro quelle piccole lacrime. Ok, va bene. Allora vi ringrazio per questo commento perché ci tenevo particolarmente. Poi non so se associate me a tutta questa serietà, quindi passiamo un po' cioè diciamo alla verità. Hai serietà nella frase, cioè penso che Word te lo sottolinea rosso 10 volte. Credo. Allora ragazzi, io inizierei a parlare un po', giustamente si è rotto il ghiaccio finalmente contro il Panama la prima partita, però sappiamo benissimo tutti, penso noi presenti, anche chi ci segue, che è difficile, cioè anche impossibile, anche forse, passatemi il termine, abbastanza inutile analizzare a livello tattico una partita del genere. Cioè secondo me da quel che ho visto è stata un'Italia bella da vedere, ma contro, diciamo, l'avversario era l'emozione più che il Panama stesso. Non so se siete d'accordo con me questa cosa, perché vedere una prima partita felicissima del risultato, però 17-0 a un esordio fa un po' capire cosa c'era di là, perché io sentivo il commento che c'era Ercolessi, mi pare, Sì, che la telecronaca, e quindi cioè, lui cercava diciamo anche di giustificare un po' l'altra squadra a livello tattico, diceva fanno fatica anche a fare degli scivolamenti, fanno fatica a rincorrere l'uomo, quindi si vedeva proprio che non era una squadra che mastica futsal da tanti anni come l'Italia.
Quindi secondo voi è giusta questa mia lettura oppure c'è stato, voi siete oltre allenatrici, due grandissime allenatrici che stimo tantissimo, anche ex giocatrici, quindi diciamo la vera difficoltà è stato appunto, cioè, rompere il ghiaccio? Perché altre difficoltà non mi sembra di aver visto. Inizio. Vai. Vai, inizio, Ora vai. va bene. No, che io sono andata anche a cercare un po' i risultati del calcio 5 maschile, perché magari uno vede 17-0 e diranno, guarda, ci sono solo 5 squadre che giocano, ma noi comunque dobbiamo avere anche un po' di pazienza. Aspetta che finisco la batteria. Un po' di pazienza, perché giustamente è il primo mondiale e quindi il calcio 5 non è sviluppato in tutto il mondo, né nel calcio 5 maschile né nel calcio 5 femminile. Se noi andiamo a guardare nel 2016, il Brasile ha vinto 15-3 nel Mozambico, e quindi nel 2016, 10 anni fa, 9 anni fa. E quindi noi anche dobbiamo dare spazio ora e capire che tra 8 anni questi risultati non si vedranno più. Noi possiamo anche paragonare a quando è iniziata la Serie A qui in Italia femminile, che a vincere le partite da 20, da 25, e oggi non si vede più. Quindi noi ora dobbiamo avere spazio e anche un po' di empatia anche contro queste squadre, questi ragazzi. Questo non vuol dire che non dobbiamo vincere il 17-0, perché anche questo farà con che le altre federazioni investono un po'. Ma io dal punto di vista dell'Italia sono contenta perché quasi tutte le ragazze hanno giocato, comunque sono riusciti, perché non sempre è semplice giocare contro una squadra che purtroppo non sa giocare un calcio a 5 organizzato, e quindi sono state brave e l'obiettivo loro era fare il massimo di gol possibile pensando all'Iran, e quindi hanno fatto il loro dovere. Io mi sono divertita guardando la partita. Da un certo punto mi dispiaceva per il Panama, dall'altro è così e dobbiamo vincere. Ce l'hanno fatta, sono stati professionisti. Io sono goduta vedendo una partita 17-0. Non pensavo di immaginare una cosa del genere, ma forse perché era il mondiale, e quindi ero contenta. Giulia? No, la penso come Sally, sicuramente sul fattore della pazienza, nel senso che comunque è un processo che io ho un po' vissuto da protagonista anche nel calcio a 11, quindi è normale che da qualche parte bisogna pur cominciare, ed è normale che al primo mondiale probabilmente non tutte le squadre partecipanti saranno a livello. Poi il meccanismo di passaggio del turno ovviamente ti obbliga a prendere in considerazione anche, soprattutto le prime partite, il fattore reti. Per quanto riguarda il livello del Panama, io penso che fondamentalmente il livello sì era quello che era, e sapevamo che comunque sarebbe stata una nazionale non al nostro livello. Primo tempo ha retto abbastanza, perché il primo tempo è finito 4-0 mi sembra. È evidente che c'è stato un crollo totale per buona parte del secondo tempo, e lì l'Italia ne ha approfittato, tanto che nel finale poi c'è stata anche una sorta degli ultimi 3-4 minuti, un po' una sorta di reazione d'orgoglio. Sono rientrate, ho visto il capitano eccetera, e hanno cercato un po' di reagire, c'è stata una reazione un po' diversa, caratteriale anche da parte loro. Quindi sicuramente a livello magari come prestazione dell'Italia non si può prendere troppo in considerazione, ma anche sì, nel senso che comunque si può prendere in considerazione quello che si può fare contro una squadra che crolla, e quindi magari non abbassare il ritmo, non essere superficiali, eccetera. E penso che lo staff abbia abbastanza, secondo me, posto il focus su questo, perché era abbastanza evidente che nel momento in cui il Panama è andato in difficoltà c'era proprio la voglia di approfittarne, quindi proprio per il fattore reti, penso. Dani, cosa ne pensi di questi, vedi? Questa era l'artiglieria pesante, questi due ospiti da cacciare nel momento più bello di questa trasmissione. Peccato che è arrivata la seconda puntata, ma va bene così. E invece io sono d'accordo con Sally, perché il Portogallo, che ha vinto i mondiali nel 21 maschile e gli europei nel 22, in Guatemala hanno perso 8-0 col Brasile, e dopo 20 anni stiamo parlando di una delle potenze del futsal. Sono passati 20 anni, ok, però stiamo parlando del Portogallo, cioè, capito, sia maschile che femminile, oggi è una potenza mondiale. Se io devo immaginare una finale di Coppa del Mondo Brasile-Portogallo,
cioè mi metto da un'ora prima a godermela, perché stiamo parlando dell'elite. Quindi il discorso che ha fatto giustamente Seli, dobbiamo dare tempo a tutte queste nuove realtà di sviluppare il calcio a 5, e questo mondiale serve come il pane. Perdere 17-0 serve come il pane al Panama, giusto per. E le lacrime di Arguilles che ho visto a fine gara, io ero felice per quella ragazza che piangeva, ma una felicità non che ero contento che avevamo vinto 17-0, perché serve anche quella roba lì. Per questo è inutile parlare di una partita, parlerei dell'Iran e parlerei del Brasile, di questo parlerei stasera, no? E possiamo sviluppare diversi argomenti, però se guardo indietro, ripeto, il Portogallo ha perso 8-0 col Brasile nel 2000, capito? E allora dico, va bene, ci sta, tutti questi risultati che stiamo vedendo, al di là del 17-0 dell'Italia, 6-0, 6-0, 10-0, servono anche questi, tutto qua. No, serviva anche Anna Sestari per fare un clean sheet, perché fino ad ora non aveva mai fatto durante le stagioni, quindi per Sestari sono contenta. Sbaglio? questa così proprio è entrata piano, Celi. L'ho già detto, l'ho già scritto, brava, dopo la partita, primo clean sheet della stagione. No, però che per forse scusami Aida, che forse lei ha minacciato Francesca, ha detto non mi fare uscire che devo fare un clean sheet, mi raccomando. Carturelli gli ha detto vai a fare pure la doccia, non ti preoccupare. No, non fare entrare in cartone, devo fare un clean sheet, quindi sarà così. Domani ci aspetterà, penso. Comunque no, per quanto riguarda, cioè io perché vedendo appunto 17-0, voi l'avete esaminata bene, però magari a livello proprio mediatico, uno che non è tanto vicino al nostro movimento potrebbe arrivare anche da un punto di vista, cioè negativo, però spiegandolo appunto all'interno ha senso, perché se sappiamo le regole, se vediamo le regole, cioè l'Italia ha fatto quello che doveva fare. Io mi ricordo perché alla notte magica, cioè si parla di 10 anni fa, e noi la prima partita era contro l'Ungheria, e contro l'Ungheria ci siamo tutti, vero? Sì. Contro l'Ungheria non c'è stato questo dislivello, ma perché io avevo parlato di emozione all'inizio? Perché appunto so e immagino che una prima partita, i primi 3 minuti non è stato facilissimo. Poi naturalmente abbiamo un fenomeno, perché è un fenomeno, Renatigna, perché veramente la poteva, cioè ha fatto delle giocate che sembrava che stesse giocando veramente con gli amici al parco, ma perché ha un livello tecnico troppo superiore rispetto a giocatrici che oltre proprio che sono impreparate a livello tattico, ma proprio tecnicamente si parla di un livello troppo alto. Invece la domanda invece che vorrei fare adesso, oltre alla partita nostra, avete seguito sicuramente tutte le altre partite, e io ho visto che anche oggi invece non ci sono state tanti risultati così netti, anche la Polonia, anche il Marocco, l'Argentina stessa, quindi fondamentalmente forse il Panama è quella che sta un po' più indietro, però il resto che cosa pensate? Inizi te, Giù. Ma io ho visto, non le ho viste proprio tutte, però ad esempio il girone di oggi le ho viste quasi tutte. E, cioè penso che comunque sono buone squadre che hanno, penso all'Argentina. L'Argentina a me è piaciuta molto come garra, come animo, come è impostata, ecco. Poi magari ha pecche da un certo punto di vista, però sono squadre che hanno determinati punti forti e determinati punti deboli, ecco, qualcosa c'hanno, quindi se la giocano. Poi è uno sport molto episodico e a volte il risultato faccio un esempio, noi quest'anno abbiamo vinto 6-2 col Tiki Taka, ma fino a che non mettessero il portiere eravamo 3-1, una partita tirata, quindi a volte il risultato può essere anche ingannevole in questo sport qua. Cioè, prendi 8 gol, magari 4 li prendi col portiere in movimento, quindi certo, è un po' ingannevole. Però ti dico, a me l'Argentina come spirito mi è piaciuta molto. La Polonia la conosciamo abbastanza, poi giocatrici che giocano in Italia, e anche oggi comunque si è giocata fino all'ultimo, pali, traverse, eccetera, quindi per me sì, Panama forse è la squadra che ho visto un po' più indietro, però aspettiamo la seconda partita, magari qualcosa sistemano.
Difficile sistemare in pochi giorni. Meno 17. Invece, Miss? No, io In ho generale? messo anche un history dopo la partita, che è stata la partita più bella, giustamente perché era la partita di un livello più equilibrato. Sarà difficile vedere belle partite nel girone di qualificazioni, tranne tra Brasile e Italia, spero, e contro Brasile, Iran, Italia, altrimenti sono poche partite che il livello sia così equilibrato. Io oggi, che era la prima, è stata bella da vedere. Io alla fine l'ho messo, ho detto, vedo un po', poi alla fine sono stata tutta la partita perché è stata interessante. MVP per me, non so se ha vinto il portiere dell'Argentina, ma anche la Polonia ha preso 3 pali il secondo tempo, e quindi è stata bella. Ero anche contenta del numero di occasioni che le due squadre hanno creato, perché magari uno vede 10 occasioni, no, hanno fatto più di 40 tiri in porta, poi non tutte allo specchio, ma comunque c'è stata bella da vedere. Per me è la partita più bella fino ad ora, ma giusto perché erano due squadre di un livello più equilibrato. E per me ha meritato Argentina, perché sta investendo di più. Io penso che chi investe deve avere la prima, perché le altre federazioni devono seguire. Non tifo, almeno in questo mondiale, per le squadre che non investono e vengono dal nulla, che non possono avere nessun risultato positivo. Se devono tornare a casa con 0 gol, così, perché devono vedere che se uno vuole crescere deve investire. Giulia, senti, ma quanto fa strano sentire una brasiliana che parla bene dell'Argentina? Cioè, noi che abbiamo, insomma, abbiamo vissuto l'odio sportivo di Argentina e Brasile, vedere una ragazza così che parla dell'Argentina non ti fa un po' strano? Vabbè, ma Sally è un po' cittadina del mondo ormai. Lei Poi, è una Mi brasiliana. chiamano brasiliana fake, anche a se me, si parla quindi. di futsal penso sia molto obiettiva, quindi non si Sì, fa ma scherzo, condizionare scherzo. da... E poi lei invece in campo era proprio brasiliana. Cioè lo vedevi, Sì, eh. cioè proprio, cioè lo vedevi come, già solo come correva, questa viene dal Brasile. Cioè proprio lo vedevi, cioè aveva un'altra cosa, ecco. Mi piace Argentina forse perché ancora dove sta combattendo con il Brasile, magari da 5 anni, dico, no, però questo argentino. Siamo in una fase acerba, quindi puoi dire Sì, tutto ciò. ora possiamo parlare molto Può bene. ancora crescere. E invece, va bene, iniziamo a parlare un po' della prossima partita, che è un po' quella che abbiamo, appunto, l'hai detto prima, una brasiliana molto italianizzata e un'italiana doc. Quindi, che partita sarà secondo voi? Cioè, non voglio un parere proprio puramente tecnico e tattico, perché ecco un Bertone che arriva e ora lo leggiamo, però proprio a livello... Cioè, che spettacolo sarà? Quali sono questi punti deboli, di debolezza che magari il Brasile ha? Cioè, ce l'ha? Ce l'ha un tallone d'Achille secondo voi? Quale potrebbe essere l'arma forte dell'Italia? A chi tocca iniziare? Forse a Sally, vai Miss. Sì, no, il Brasile ha una pressione addosso che abbiamo visto anche ieri, perché il Brasile vincere con l'Iran di 4-1 sembra che è poco, come se tutti aspettano che il Brasile va lì e vince di 10-0 senza sudare, perché ha vinto tutti i mondiali, non ha mai perso una partita ufficiale, ma non è così. E quindi io penso che questo, allo stesso tempo che è un vantaggio, perché le giocatrici brasiliane che sono lì sono abituate a giocare in squadre che devono sempre vincere, ma è un mondiale diverso perché è il primo della storia, quindi allo stesso tempo che se loro sono abituati può diventare un problema se loro non si permettono solo di giocare bene e provare a vincere anche di un gol di scarto, e quindi questo può essere un problema. Quindi anche se io penso alla partita, io sono curiosa perché Italia e Brasile non hanno mai giocato contro, e lì se vogliamo c'è anche un mix di giocatrici che comunque hanno adottato l'Italia come paese per giocare, ma che per me, ragazzi, anche io voglio far vedere a quelli che io sono brava e poi mi avete rifiutata, ma io sono qui, potevate voi avere me. E quindi io penso che ci sta anche questo mix di sensazioni. E ripeto che tutte le oriundi che giocano con l'Italia sentono questa maglietta in un modo... perché tu senti l'inno dell'Italia, mi emoziono di un modo, e quindi è anche per loro, ma ci sono tante cose in bilico in questa partita che è diversa di qualsiasi altra, di Italia contro Spagna, di Italia contro Portogallo, di Brasile contro qualsiasi altra nazione, quindi sono curiosa. E secondo te si mettesse un po' sporca, come l'hai definita tu, perché il Brasile è abituato a vincere tanto e bene, cioè è lì che l'Italia potrebbe avere la meglio, secondo te, proprio a livello caratteriale? Il Brasile sa giocare sporco se serve, ma
penso che hanno tante giocatrici, non è sporco, ma hanno tante giocatrici di esperienza, uso tattico. Tu vedi lei lì pulita, che è un calcio pulito, ma se il gioco si fa duro, ragazzi, nessuno fa Tati rimanere indietro quando si deve giocare duro. Per dire un esempio che milita nel nostro campionato, conosciamo tutti quanti, e lo stesso vale per Deborah, per Tampa, che sono qui, ma anche per le giocatrici che giocano nel campionato brasiliano, che è molto equilibrato, nel campionato spagnolo. Quindi ovviamente è molto dura per l'Italia, ma questa pressione che c'ha il Brasile addosso, tu dici, io ci sto, la responsabilità loro, se ci riusciamo va bene, se perdiamo comunque già ci aspettavamo, dobbiamo solo fare una bella partita e andare avanti. Giulia? Grazie, Miss. Sì, io penso che il vantaggio dell'Italia sia sicuramente il fatto di non avere la pressione di dover vincere. Io so bene che è un vantaggio grosso a volte. Ogni riferimento è puramente casuale, direi. No, cioè, alla fine si può trasformare in un punto di forza. Bisogna essere un po' equilibristi nel lavorare per crederci, però non essere presuntuosi, io credo. Io penso che l'Italia sia un'ottima squadra se l'approccia non credendo di essere a livello del Brasile. Questo non significa che non abbia possibilità di vittoria, ma io penso sempre che ci sia sempre un modo per vincere le partite anche contro avversari più forti. E se approcciamo in questo modo qua, poi ovvio che sapendo che magari se il Brasile gioca al suo 120%, magari non ce la facciamo, però le dobbiamo far essere brave, cioè dobbiamo fargli fare le cose difficili, dobbiamo cercare di metterle in difficoltà. Io penso che le squadre forti magari sono meno abituate a difendere, quindi farle difendere. Le squadre forti magari sono meno abituate ad andare in svantaggio, ad andare in difficoltà, a vedere una squadra che gestisce palla con pazienza, quello che noto io. E quindi secondo me dobbiamo cercare di fargli fare le cose che non sono abituate a fare. Sono curiosa anch'io di vedere un po' il livello, però dobbiamo secondo me approcciarla sapendo, cioè, perché secondo me c'è molta aspettativa in questa partita, c'è molta voglia di misurarsi, però con la consapevolezza che non è una partita decisiva, perché poi si rischia anche di, non so, di magari mettere a repentaglio la partita dopo, un'espulsione, infortunio, non lo so. Quindi è proprio un gioco di equilibrismo, secondo me. Dani, scusami se poi ti lascio la parola perché altrimenti Ferrini dice che io parlo sempre, quindi cerchiamo di togliere di sfatare questo mito. Visto che ce l'abbiamo e sono due allenatrici che io stimo tantissimo, sia a livello personale ma sia a livello proprio professionale, di competenze, quindi vorrei fare una domanda, anche se questa la dovremmo fare anche agli ospiti, magari i prossimi ospiti, però ce l'abbiamo, sfruttiamole. E invece l'Iran come l'avete visto? Perché l'Iran, io mi ricordo che l'Italia ci ha già giocato con l'Iran, cioè, tra l'altro io c'ero, non so, Giulia, tu c'eri anche contro l'Iran? No. Ah, ok, ma vabbè, penso che quel periodo... In mezzo. Ah, ok, il mezzo. E io mi ricordo che l'Italia, naturalmente di 6-7 anni fa, che fondamentalmente è cambiata tutta, perché di quelle che eravamo c'è rimasta solo forse Ludovica, penso che sia stata l'unica, quella che vedo nelle foto. Però l'Iran, secondo me, da quel che ho visto, non ha niente a che fare col Panama e magari non ha niente a che fare, ok, col Brasile, però c'è come squadra, io la ricordavo così, cioè bella proprio agguerrita, ma pure a livello oltre fisico, ma anche a livello proprio tecnico, il primo controllo e tutto cioè non è da sottovalutare, sicuramente non lo sottovaluteremo, però l'Iran che tipo di partita vi aspettate anche contro l'Iran? Parto io. Vai, Giulia. Molto velocemente. Secondo me è una squadra solida e organizzata. Cioè è una squadra, sicuramente. Proprio anche a livello tattico, giocano col portiere, cioè comunque è una squadra preparata. Convinte, si vede che sanno quello che devono fare in campo, si vede come lo fanno. Certamente io penso che sia un filo sotto l'Italia, il problema sarà ovviamente arrivare a giocarti la qualificazione in una partita secca, fondamentalmente come se fosse una finale, quindi come dicevi prima
poi quello che succede, cioè sappiamo, è uno sport in cui può succedere di tutto, quindi lì c'è anche la tenuta psicoemotiva, quindi sicuramente se arriviamo a giocarci il passaggio del turno, quindi il secondo posto con l'Iran, è una partita da giocare, ecco. Sì, per me l'outsider più forte che c'è è l'Iran, dopo magari le 4 nazioni che hanno il calcio 5 più sviluppato nei paesi. E sì, per me siamo più forti, ma è una partita che se ti sbagli, se ti inizi a prendere il nervoso, che devi vincere la partita nei primi 5 minuti, puoi rischiare di perdere. La nostra consapevolezza è che se ce la giochiamo, sì, ma è una partita che contro il Panama puoi sbagliare, puoi fare tutto quello che c'è, tu sai che non c'è, quindi non si può paragonare nemmeno. Magari il Brasile tu puoi fare tutto bene e non vinci nemmeno contro il Brasile facendo tutto bene. E contro l'Iran è una partita da giocare che partiamo per me con un gradino più superiore rispetto a loro, ma che devi fare la tua partita sapendo delle tue capacità che possiamo battere. Ma per me delle outsider è la più preparata che c'è a livello fisico, a livello tattico e a livello tecnico, a livello generale, perché magari è una squadra che riesce con il mix di queste tre cose, forse anche un gradino più sopra di Argentina, per esempio. Dani, volevamo fare la domanda quella post mondiale, ti ricordi? Vai tu. Sì, io sull'Iran dico una cosa, io penso che il Brasile abbia cambiato tante volte modo di giocare perché non riusciva a dare continuità, perché poi le occasioni le ha create, dopo 2 minuti ha preso un palo, però quando ha sofferto di più l'Iran è quando ha giocato con Emily da una parte, Deborah dall'altra, Tati in cabina di regia e pivot punto fermo. Lì l'Iran ha sofferto tanto perché i laterali giocavano troppo larghe e le palle venivano imbucate. Il gol di Deborah nasce proprio da una palla imbucata centrale di Tati sul pivot che, eccoci qua. E qua scende la lacrima allora, E qua scende la lacrima. E io credo che questa cosa, quando il Brasile giocava di 4 perché giocava con l'allineamento sul lato di sinistro, non ha dato tanti pensieri. All'Iran che è dotato, come avete già detto voi, organizzata, ha una tenuta fisica e un ritmo e un'intensità che non trovi facilmente, tolte le 4 che appunto conosciamo bene. Quindi io credo che l'Iran sia proprio scomodo da incontrare, però penso che un pivot come Rafa Pato, un pivot come Nicoletta deve stare lì e fare la guerra, cioè si deve mettere là in mezzo e fargli giocare i 2 laterali stretti. Sì, perché non hai detto Gutima? Perché Sara, sai, no, io dico Sara a me piace, lo so, sono una battuta. A me Sara piace fronte porta e per me Sara è un'ala pivot, non è un pivot puro, capito? Io avendo Mansueto e avendo Rafa in queste partite qua, il punto centrale lì, se i laterali giocano larghi, io imbuco tutta la vita a Rafa e a Nicoletta. Se i laterali giocano stretti mi vado a giocare i miei duelli individuali, che è quello che secondo me bisogna fare e il Brasile l'ha fatto quando ha messo pivot là in mezzo, quando è entrata Lu, piuttosto quando c'era l'altra ragazza là davanti, però secondo me quando ha giocato con quell'assetto il Brasile ha fatto male all'Iran. Poi l'Iran secondo me non ha tanta qualità, se proprio la vogliamo dire tutta, ma sopperisce alla qualità con l'intensità, l'organizzazione, perché tutte sanno quello che devono fare e a me il ritmo dell'Iran mi ha impressionato. Questo sì, tecnicamente non mi hanno impressionato, però io penso che è una partita proprio scomoda e anche se dovessimo vincere col Brasile noi non siamo sicuri di passare, perché poi in un eventuale arrivo tutte le squadre a 6 punti, se noi dovessimo vincere col Brasile e perdere con l'Iran, si va a fare un giro di classifica avulsa tutte a 6 che è un delirio, quindi sarà comunque una partita, comunque sia, comunque vada, ecco. Poi l'ultima c'è Brasile-Panama e il pallottoriere che ve lo dico a fa, quindi insomma ecco. Magari ci sorprende il Panama, che ne sai? Non si presenta, ci sorprende. Io perdo solo 6-0 a tavolino, va bene. Allora, va bene, siamo a 34-35 minuti, quindi io vorrei fare un po', tirare un po' le somme, no? Allora, non voglio naturalmente abbassare l'entusiasmo perché noi da giocatrici, cioè io ancora parlo da giocatrice, voi da allenatrici, questo è solo un po'
il punto di partenza, vediamolo così, in una competizione così importante. Ma voi pensate veramente che questo mondiale sia un po' lo spartiacque per quel che verrà? Cioè, Sally prima ha parlato di investimenti. Pensate realmente che una volta che finisce questa favola, poi si ritorna un po' a quello che eravamo o si possa realmente fare un passo? Dani, mi permetto di usare una parola, professionismo, perché il professionismo, Giulia pure che viene pure al calcio a 11, cioè, lo sa bene. Si può iniziare realmente a parlare di investimenti, scuole calcio, nel femminile, di under, cioè questo mondiale, dopo questo mondiale, che cosa ci aspettiamo? Che cosa ci possiamo e dobbiamo aspettare? Questa è un po' la domanda un po' più specifica. Dall'Italia o generale, secondo Aida? Dall'Italia No. o in Allora, generale? io rimarrei in Italia e in Europa, perché poi in generale spero che magari squadre come Panama, quelle che abbiamo citato prima, investano e non prendano giocatrici da altre discipline, però proprio in Italia, questo che potrebbe provocare? Perché non vorrei che tutto bello, un mese da favola, noi sogniamo, loro sognano e poi si ritorna e siamo un po' punto a capo. Cioè potrebbe essere realmente una svolta? Qui in Italia non penso. A livello di mondo spero veramente tanto che sia un punto di svolta. A livello d'Italia, di quello che ho vissuto negli ultimi anni da giocatrice ora da allenatrice, voglio sperare che sia un cambiamento, ma purtroppo ogni fine stagione che vedono che il numero di squadre diminuiscono, che le cose non cambiano per meglio, perché il mondiale verrà a influire se con quel poco che si fa Italia è già riuscita a salire, parlo a livello di nazionale, perché a livello di nazionali spero che sia, sì, per la nazionale, ma a livello di campionato cosa è cambiato per noi negli ultimi anni? Ogni anno meno squadre, quello della tutela delle giocatrici e degli allenatori da quando io sono qui non è cambiato. Per fortuna siamo riusciti a fare le giocatrici che vanno in nazionali negli ultimi anni a percepire almeno un compenso giornaliero per quello che fanno, ma siamo veramente a anni luce di quello che spero per un futuro, di poter fare la vita da allenatrice veramente, di essere tranquilla con questo lavoro che ho scelto per me. Ma qui purtroppo non riesco ad avere un futuro un po' più brillante. Nel resto del mondo invece spero che questo faccia le altre federazioni investire di più e far crescere e iniziare con i loro campionati nazionali. Miss, tra l'altro tu sei stata anche quest'estate, io ti ho un po' seguito, va bene, noi siamo amiche, quindi non so se l'avete percepito, però sei stata anche, cioè sei fuori col tuo progetto, no? Col progetto 9, quindi questa cosa pure, io spesso quando mi chiedono quest'anno, anche gli studenti, le persone che vedo, che vivo quotidianamente, mi fanno ma perché hai smesso quest'anno? Va bene, varie motivazioni fanno, ma perché poi non alleni? Cioè il fatto di dire perché non alleni, io veramente vi stimo tanto, perché è una scelta, a parer mio, anche azzardata per il periodo storico del calcio a 5. Cioè come aprire, Dani, una partita IVA in questo momento in Italia? Cioè fondamentalmente io penso quello. Quindi è difficile, per questo dico competenti e coraggiose, perché secondo me è tutto bello, però immaginare una professione come la loro in un lungo periodo, con tutte le cose che accadono, è difficile. Cioè noi parliamo di sogni, di emozioni, ma è difficile proprio sognarlo, anche immaginarlo. È difficile fare un progetto, tu non è che tu dici dove sarai tra 10 anni, dove saremo l'anno prossimo, Anche ma io di non meno, dico, di molti meno anni. io dico serio, io dico il campionato, la Serie A femminile, le squadre che ci sono, quanti ci saranno l'anno prossimo, perché questa è la domanda che vi faccio negli ultimi 3 anni. Quanti saremo l'anno prossimo? Quante squadre rimangono per allenare, levando quelli che allenano i presidenti, tutto quanto tu dici, rimangono 5 squadre femminili. Per questo che io, quando parliamo magari che vuoi fare nel futuro, io voglio avere la possibilità di vivere di calcio a 5. Quindi io voglio nel futuro andare a allenare una squadra maschile, io voglio nel futuro poter allenare una nazionale, perché io devo uscire un po' da questo Serie A italiana, se io posso pensare che tra 10 anni voglio ancora fare, che se io non dico no, voglio allenare sempre il femminile, voglio rimanere in Italia, magari tra 5 anni non potrò più lavorare, dovrò cercare altro. Quindi per questo quando tu mi chiedi cosa aspetti per il futuro con questo mondiale, io sto imparando francese, guarda,
perché magari tra 5 anni dovrò andare in Francia o in Arabia o in Marocco, perché non vedo un futuro così nel femminile qui in Italia. Sai, spero di sbagliarmi veramente, ma veramente io ogni tanto mi domando, ma Sally, perché scelgo di fare l'anatrice? Poi dico perché mi piace, perché penso di poter fare tanto questo mondo, ma dall'altra parte, oddio, ogni anno è sempre la stessa domanda che mi faccio. E negli ultimi 2 anni, con la riforma dello sport in Italia, le cose sono andate veramente difficili, perché io vedo giocatrici che hanno cambiato di paese, oltre che hanno smesso di giocare, perché finiscono le possibilità. Sì, io poi lascio la parola a Giulia appunto perché mi piacerebbe sentirla, però è vero perché io questa sensazione l'ho avuta perché sapete bene pure il Pescara l'anno scorso, cioè è svanito nel nulla, no? Ed è secondo me di tutto ciò non si è parlato abbastanza perché appunto c'è stato il mondiale, cioè nel senso eravamo in una fase di attesa per questo mondiale, però squadre, cioè tipo storiche, tipo il Pescara che dal nulla sono sparite, cioè fa male al movimento. Poi non è che volevo farvi un agguato su questa cosa, però cioè, fa riflettere su molte squadre. Giulia invece che cosa pensi? Io penso che già solo il fatto che non so se in Italia possa cambiare qualcosa, se cambierà non credo che sia per il mondiale, nel senso che già il fatto che il mondiale venga visto come un traguardo, cioè è tutto dire, nel senso che comunque sì, è un traguardo per il movimento, sicuramente. Io penso che più che un traguardo sia un punto di partenza, cioè la vivo come un punto di partenza per come è il movimento femminile in Italia, come è il futsal in generale in Italia, quindi tante problematiche, tante, cioè, hai parlato delle under, faccio un esempio stupido, però quando si è voluto investire sui settori giovanili o comunque creare una base sui settori giovanili, l'obbligo è stato messo sull'Under 12, non sull'Under 19, perché è così, è logico. 2 anni di obbligo Under 12, dopo 2 anni obbligo Under 12, Under 15, dopo 2 anni ancora obbligo Under 12, Under 15, Under 17, e così in 10 anni tu ti sei andato a creare un settore giovanile. Cioè, partire dall'obbligo Under 19 secondo me è difficile perché cioè, vai Sì, a perché pescare. l'errore è catalogare la Queste sono cose di cui 19. io ho parlato con chi. Giulia, l'errore è catalogare la 19 come settore giovanile. Le 19 non sono settore Sì, giovanile. però in generale, proprio a No. livello logico, nel momento in cui tu costruisci un Under 19 per lasciare perdere Falconara, magari noi siamo No, io parlo in fortunati, no, generale, parlo anche di maschi, abbiamo. parlo di tutto. La 19 non è un settore giovanile. Ma se c'è solo quello, come fai? Di cosa parliamo? O No, Under sì, 19 con 6 fuori quota, quindi che non so perché chiamano Under 19, che dovrebbe essere quasi Under 21. Ma perché ci sono difficoltà poi ci sono reali difficoltà a trovarle giocatrici di 18 anni così dal niente, 17 anni, o vai a rubare dal maschile, dall'11. dal calcio a 11, però anche lì la difficoltà io Greta ho spiegato Ghilardi, Giulia. tante. L'unica che il futsal ha preso è Greta Ghilardi dal calcio a 11, questa è la verità. Infatti ti sto dicendo che la base per, secondo me, convincere qualcuna dal calcio a 11 la base è una nazionale giovanile. La base. Cioè, il minimo è una nazionale. Allora una ragazzina che è media nel calcio a 11 magari non ha vissuto determinati livelli, a 15-16 anni gli fai annusare un po' l'area della nazionale e magari la convinci, oppure l'altra soluzione è che partano da piccole nel futsal, quindi si sa che è uno sport di cui ti innamori e diventi scema, perché così è, però in Italia manca quello, dai, onestamente è un grande passo avanti il mondiale, un grande traguardo, però comunque Aida ha detto sì, in nazionale non c'è gente, non c'è parte Coppari forse che giocava con noi, però buona parte della squadra giocava contro di me quando io ancora giocavo, quindi non c'è ricambio, secondo me, e bisognerà valutare anche post mondiale
anche l'anagrafica della nazionale. Questo anche il Brasile però, Vabbè, io penso all'Italia. Perché non Se vogliamo io far guardo, andare se io via guardo quelli le che Che il giocatrici, Brasile sono... possa no, avere più ricambio. perché vedendo ma che Brasile, fai? Dani, ma togli un mondiale all'Usileia? Cioè, nel senso, sicuramente no, magari no, ce no, la no, fanno, no, però non puoi no, togliere il mondiale all'Usileia, capito? No, io non voglio mi sono essere... Io, espresso male. Se voi prendete l'elenco delle giocatrici del Brasile, guardate l'anno di nascita, dici questa è una squadra arrivata come ciclo, non come giocatrice, arrivata a, non dico al capolinea, ma hanno già dato il loro massimo. Se tu prendi l'elenco delle giocatrici della nazionale, guardi l'età, dici, ah, caspita, è un'età alta, ma questo non vuol dire che loro non dovranno fare il mondiale, anzi, cioè io mi inchino a un movimento come quello brasiliano, premesso. Se io italiano dovessi vedere, io che devo andare a copiare da qualcuno, io vado a vedere oggi quello che ha fatto il Portogallo, che è quella che è salita più in alto di tutte negli ultimi anni, parlo sia maschile che femminile, e qualcuno ha scritto non ci sono i soldi. Il Portogallo, cioè, io ho parlato con Jorge Braz, che oltre a essere l'allenatore ha gestito tutta la crescita del movimento portoghese, è stato chiaro, ha avuto la fortuna che il movimento gli ha messo su un paccone di soldi per creare campionati con le nigne da piccole, e hanno investito una barca di soldi che probabilmente in Italia non ci sono, e non è colpa di nessuno, cioè non ci sono, fine, non c'è la parte economica per andare a creare giocatrici, come hai detto tu Giulia, non ci sta oggi questa roba qua. Quindi io sono d'accordo con voi, però sì, io non voglio essere scettica né disfattista, io analizzo concretamente quello che vedo e le difficoltà che ci possono essere. Posso dire anche che 15 anni fa facevamo gli stessi discorsi del calcio a 11, eppure qualcosa è cambiato. Quindi i soldi è vero che mancano sempre in Italia, però se mancano con con le idee giuste è un conto. Cioè, ti ripeto, questa stupidaggine dell'obbligatorietà, poi l'obbligatorietà magari un under 12 o un under 15 piuttosto che un under 19 porterebbe a una costruzione un po' più dal basso. Poi risolve le cose? No, perché c'è il problema dei tecnici, c'è il problema delle strutture, c'è il problema dei campi, c'è il problema del campionato, che comunque una ragazzina viene a giocare col Falconara piuttosto che andare alla Jesina, faccio dei nomi concreti, in Serie B, calcio a 11, e con noi in Under 15 fa 5 partite all'anno, 10 tra andata e ritorno, cioè, però qui si parla sempre del discorso della pazienza di cui parlavamo prima, da qualche parte bisogna iniziare, noi il campionato regionale lo facciamo, le squadre sono poche ancora, però comunque è partito. Allora, io nel senso, ora vorrei proprio come Dani, tu ti sei trovato in una situazione qua che noi potremmo parlare per ore, perché abbiamo aperto un bel discorso, però Sì. è anche giusto aprirlo perché è inutile fare le belle trasmissioni ma che non si parla di nulla. Quindi l'unica cosa che ci tenevo a dire, e naturalmente dopo tu ti sei giustamente corretto, cioè quello che mi ritrovo a pensare è che spesso si criticano i CT per le scelte e così via, però fondamentalmente l'Italia, a differenza del Brasile, non è che ha un problema, cioè il Brasile non ha un problema di scelte, secondo me, non è la fine di un ciclo, ma un problema di scelta. Invece l'Italia spesso si fanno discorsi, ma togli una, non lo so, Brenda, togli una Pato, togli una Renata, cioè il sostituto vero, attuale, chi è? Capito? E questo è il problema che mi Ma è ritrovo ad giusto, cioè, affrontare. rispetto al discorso dell'anagrafica, è giusto che siano queste a fare il mondiale, non è quello, Certo, cioè, cioè è per questo dico, giustissimo. no, no, io sto Si parla di... sì, sì, no, no, dico proprio questo, quindi è giusto, cioè poi non parliamo dei cliché delle oriunde e tutto, perché quello ormai finalmente è roba superata, però effettivamente c'è una che possa sostituire un'attuale convocata in Italia, magari sì, 2, 3 scelte personali, per il resto proprio il cambio generazionale, il post, questo ciclo, cioè io quello faccio fatica a trovare, anche fino all'anno scorso. Per esempio io mi ricordo anche Miss Sally, cioè nel senso lei era una di quelle che anche aveva coraggio a mettere
le giovani, le piccole, però è un grande problema in Italia. Vabbè, secondo me questo non riusciamo ad affrontarlo oggi perché siamo un po' stretti con i tempi. Però vorrei dire un'altra cosa, io vedo una cosa bella perché vedo delle allenatrici veramente competenti e preparate come voi. Quindi già questo, rimanete nel calcio a 5, rimanete nel futsal, investiamo in Per me. voi, abbandonate tutto, non Anche abbandonate. perché Aida, Giulia, dopo dopo Francesca Salvatori, CT della nazionale italiana, è l'unica donna che ha vinto uno scudetto, quindi sai, bisogna anche sottolineare certe cose. Ancora. Sely, io, cioè, voglio dire, sembra che uno va a sparare sulla Croce Rossa e stiamo parlando di un'altra che qualcosina ha perso in finale, e quando perdi in finale, sai, lì l'equilibrio è proprio sottile, quindi è vero che a Roma si dice andarci vicino conta solo a bocce, però se poi tu fai un percorso come quello che ha fatto Sely, stiamo parlando sempre noi di una sappiamo che parlano allenatrice, i numeri. capito quello che voglio dire? Parlano Cioè, i numeri, e tra il primo e il secondo c'è un mondo di differenze, quindi ci sta. Sely, perché io le Io ero finali in tribuna. e le ho viste, Io quindi in insomma, finale ero in ecco, tribuna, insomma, quindi se la no. vogliamo dire tutta, stiamo parlando di ago e filo, ecco, insomma. Allora, Vabbè, l'anno l'anno scorso avrebbe vinto comunque una donna, che c'era Ampi di là. E c'era Ampi di là, peraltro, sì. Allora, Campione dice, non ci vogliono solo i soldi, dobbiamo guardare quello che è successo nel tennis, dove i risultati non sono una casualità, ma figlia di uno straordinario progetto dedicato ai maestri di tennis, che ha creato una scuola che è diventata la migliore del mondo. Ed è un progetto assimilabile a cosa hanno fatto nel futsal il Portogallo e la Spagna e che sta facendo la Francia. Cosa rispondiamo a Campione? Parte tutto dai soldi, perché il tennis, se tu oggi hai un 2012, quindi un bambino che ha 13 anni, e già da lì ovviamente vedi se può andare a fare i tornei in giro per il mondo, se tu hai un bambino o una bambina 2012, sai quanto ti costa mantenere un bambino di 12-13 anni per fargli fare tennis? 45-50 mila euro l'anno, se tu gli vuoi far fare quello nella vita. La FIT, che ora è diventata FIT col padel, ha investito fior di milioni per aiutare le famiglie a formare, quindi gli ha iniziato a pagare gli stage, gli ha iniziato a pagare da dormire, gli ha iniziato a pagare gli allenatori. E quello che è successo nel tennis è bellissimo, perché c'hai Sinner, c'hai la Paolini, c'hai la Errani, c'hai Musetti, c'hai Cobolli Gigli, ce n'hai Berrettini, ce n'hai tanti cresciuti gli ultimi 8-9 anni, perché Sinner già a 16 anni faceva i buchi per terra, ma tutto nasce dai soldi, perché la FIT ha investito fior di centinaia e forse anche qualche milioncino per creare delle strutture e dei maestri, come hai detto giustamente tu, per far sì che potessero sbocciare fuori. Oggi un genitore come me, che ha un figlio di 12 anni, non ce l'ha 50.000 euro l'anno da investire sul proprio figlio, o meglio, ci stanno i genitori che ce l'hanno, ma poi quanti lo fanno? Però io penso che in Italia questa cosa, che è sempre il problema dei soldi, è limitantissima, perché lo sai quanto costa la scuola calcio annuale per un bambino? Lo sappiamo dove finiscono quei soldi? Io sì, Non lo so, io io sì. ti parlo di calcio 11. Io ho mio figlio che purtroppo fa il calcio 11. C'ho mio nipote che fa scuola calcio, non so, adesso a caso, però poi il torneo lo paga. Ma come lui qualsiasi altro scuola calcio, il torneo lo paga, il kit lo paga, e io intanto penso, ma la retta a cosa serve? Cioè, faccio degli esempi stupidi, ma anche il settore tecnico alla fine i corsi si pagano, cioè tu lo sai abbastanza, il settore tecnico li paghiamo, allora non è che i soldi, sì, ma poi magari è vero che mancano i soldi, però un po', io dico le idee giuste, poi magari i soldi non si fa bene o non si riesce a sviluppare bene perché mancano i fondi. Però, e poi chiudo, il discorso è che chiudere già il ragionamento con ma non ci sono i soldi, poi ti porta a non parlarne nemmeno di cosa si può fare, capito? Solo quello. Allora
Allora possiamo formare gli allenatori, che è quello che ha investito il Portogallo, che è quello che investe l'Ispagna. Qui facciamo i corsi della FGC, tu sai che paghi, e basta che vai alle lezioni che tu avrai il patentino e poi ti trovi a allenare i bambini che sono il futuro del calcio a 5, gente che non è preparata. E quindi lì cosa serve? Soldi? Devi pagare lo stesso per fare il corso, ma non è che puoi dare il patentino così, regalare a tutti quanti, perché poi tu ti trovi gente ad allenare che tu dici io sono un bambino, questo non lo faccio allenare, cambio sport piuttosto. E quindi vedi che non è, per me è una cultura che è tutta sbagliata qui. Se partiamo da sì, dobbiamo fare scuola calcio, ma non ci sono i campi, quelli pochi, perché poi giocare all'esterno non è futsal, è giocare calcio a 11 un campo più piccolo, ma non è futsal all'esterno, perché non è futsal. E quindi non ci sono le strutture, possiamo partire da lì, ma io mi lamento tanto degli allenatori, non è possibile che io pago, vado, vedo delle persone che non sanno rispondere a una domanda e che poi ha lo stesso patentino che ho io, che mi sono impegnata, che ho studiato, per dare un esempio. E quindi è questo. Quando facciamo UFAB, che è il corso per allenare il settore giovanile, perché tu dici a Coverciano, vabbè, se non sei bravo magari alleni 3 giornate, poi vai via, ci sta. Ma il settore giovanile che è UFAB, tu vedi dei personaggi che non possono uscire da lì con patentino e escono perché sono obbligati a passare a tutti. Questo in Portogallo, in Spagna non succede. Allora, io sono d'accordo con loro due perché da anni che noi siamo in questo mondo e da anni si sente sempre parlare mancanza di soldi, mancanza di soldi. Secondo me diventa quasi una scusante a una certa, non che i soldi non siano importanti, ma come hanno detto loro, cioè alla base c'è bisogno, e io lo dico da anni, di competenza, perché altrimenti il fattore culturale, cioè la cultura, si evolve con la competenza, la cultura cambia. Quindi se non cambi mai proprio un fattore, cioè come dice Seli, come dice Giulia, allenatori preparati e tutto, non prende credibilità, perché se per anni abbiamo patito il fatto di essere uno sport, il famoso calcetto, cioè un piccolo calcio, cioè ormai non regge nemmeno più quello. Perché, per esempio, anche la Kings League e tutto, Dani, tu lo sai bene, cioè va, lo spettacolo va, ma anche nel futsal lo spettacolo va e potrebbe andare. Però il problema è proprio di competenza alla base, cioè di competenze alla base. Perché quello io alleno, voi lo sapete che alleno da anni a calcio a 11 e queste cose le noto. C'è anche il genitore, non è più il fatto calcio a 11 perché ha più sbocchi, no, non esiste più quella cosa. Oppure calcio a 5 perché ha il caldo, no, non esiste nemmeno più quello. È come tu lo poni il bambino, cioè che tipo di intrattenimento, divertimento, proprio competenze riesce a dare. Comunque, posso aprire una parentesi, mi arrivano commenti in privato dicendomi Aida, dovevi smettere prima invece di continuare a perdere finali. Bravi ragazzi. Allora, io le finali però vale a giocare le finali, ecco, parlerei veramente tanto, però prima di arrivare in fase conclusiva, ecco, ci tengo a ringraziarvi, proprio a ringraziarvi a tutte e due, perché secondo me è stata la mia una domanda un po' provocatoria, cioè dopo questo mondiale che ci sarà. E naturalmente sono andata proprio un calcio di rigore sul sicuro con voi due, perché avete un po' rappresentato il pensiero, secondo me, di molte persone, perché si nascondono sempre dietro ai soldi, dietro a tutte queste cose, ma c'è tanto altro. Quindi niente, io purtroppo devo chiudere, ma ringrazio sia te Giulia, e anche se mi dovevi ringraziare anni fa che ti ho fatto fare il primo gol in nazionale, questo ricordiamolo sempre. Vero, E vero. a te Miss, perché veramente io in questi anni, cioè ci tengo pure a farlo pubblicamente, perché ho visto in te un po' l'ideale di allenatore che avrei sempre voluto avere, no? Cioè l'allenatore preparato, appassionato, ma proprio ora non vorrei essere ripetitiva. Malato, lo puoi dire, perché Seli è una malata di sto sport. No, Seli è tutte e due, perché Giulia purtroppo non ho avuto il piacere di averla come allenatrice, ma l'ho avuta come compagna di squadra ed era una pesantona che analizzava ogni cosa, quindi sicuramente da allenatrice farà altrettanto. Però non vorrei essere ripetitiva, ma proprio la competenza, che poi la competenza che cos'è? Cioè fondamentalmente è conoscenza, è preparazione. Quindi meno male, e mi dispiace di non vedere un futuro roseo, nel senso nel futsal, meno male che ci siete voi adesso in questo momento storico. Scusa se rido Aida, ma il commento di Ballardino mi ha ucciso, quindi scusa, stavo morendo soffocato. Non è attendibile. No, questa è la cosa, cioè nel senso sarebbe veramente un peccato, perché forse si sta smuovendo un qualcosa vedendo loro
proprio dal livello proprio di impronta che si può dare a questo sport. Poi ci vorrebbero anche dirigenti preparati, cioè non poi ci vorrebbero oltre allenatori, presidenti, sponsor e così via, però da qualche parte si deve pur partire, e quindi magari non sarà il mondiale, ma forse sono i tecnici, forse sono tutti quelli che possono avvicinare e incrementare un po' non possiamo rimanere solo noi che ci conosciamo dalla vita intorno a questo sport, cioè dobbiamo trovare il modo, perché trovare un modo di avvicinare e far appassionare altre persone, ma non, passatemi questa parola, dal cazzeggio di squadre che nascono e muoiono, proprio dalla professionalità che c'è. Ok? Siamo d'accordo? Possiamo, un'ora esatta, la concludiamo così? Sì, però forse, se non ho visto male, dalle Filippine abbiamo un messaggio, visto che abbiamo anche Celia e Giulia, magari lo possiamo vedere insieme, però dimmi tu, Aida. Sì, va bene Danni, dai, concludiamo così, abbiamo scosso un po' gli animi, quindi va bene così. Ragazzi, allora un saluto agli amici perché E già partiamo bene. Mi raccomando, seguiteci, fate tutti dopo partita, parlate bene di noi, una mosca sulla telecamera. ma tu vedi. Che vuoi dire? Io voglio dire che mi raccomando a quello che dite, perché poi vi riascoltiamo, non è che se stiamo dall'altra parte del mondo non vediamo le trasmissioni, quindi occhio, Bravi. mi raccomando. Siamo permalose, quindi. Ciao, bacio. allora le stesse persone che vedranno questa trasmissione fino alla fine sono le stesse persone che hanno letto il post di Benedetta fino alla fine, quindi proprio le persone curiose, perché il resto, giusto, Benedetta si merita, che uno l'ho letto anche io, ma perché Benedetta, brava. Va bene, grazie infinite, ci rivedremo sicuramente nelle altre, diciamo, nelle altre partite, puntate, in campo, fuori. Aida, quando? Dacci una data, tu che comandi il mondo. Quando Guarda, io vediamo? le vorrei proprio come ospiti, cioè perenni, fisse, però è un impegno grande, mi rendo conto, però va bene, niente, dai, mi dovrò accontentare una volta al mese, facciamo Più così. che altro solitamente il lunedì è il giorno libero quando si gioca la domenica. Quindi... è vero, anche questo ci sta. Va bene ragazze, buonanotte a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ciao.